Ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento del giovedì con le dirette di GQ Wardrobe, l'appuntamento settimanale dedicato all'omonima sezione del giornale, quella che appunto ehm, si concentra su quelli che sono gli highlights del guardaroba maschile, quindi gli imprescindibili dello stile declinato al maschile. Il sistema moda è fondamentale, è uno degli asset fondamentali della nostra economia e sicuramente è al centro anche dei topic del nostro magazine dedicato alle passioni maschili, tra cui chiaramente anche la moda. Ciao Leonardo, ciao Ilaria, intanto saluto tutti quelli che si stanno connettendo, tantissimi ciao Nick, il nostro direttore moda. ehm, Tantissimi amici del brand, sarà una giornata densa e molto ricca di appuntamenti, quindi state con noi. Avremo quattro ospiti che si alterneranno in questa diretta, quindi inizieremo con Alberto Latorre, brand manager e seconda generazione della famiglia fondatrice, poi proseguiremo sempre sul sartoriale di alta gamma con Stefano Gaudioso Tramonte, style director di Corneliani, e poi ci sarà Massimo Gianfrate, direttore creativo di Berwich, e termineremo con Domenico Gianfrate, responsabile commerciale di PT Torino. Quindi una giornata densa, state con noi e nel frattempo vediamo se è arrivato il nostro primo ospite, che è Alberto Latorre della linea. Buongiorno Alberto. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Ma abbastanza bene, dai, siamo in forma. Insomma, come sta andando? Adesso, cioè, siamo proprio nel piano della fase 2, quindi ci sono delle risposte un po' più convinte, un bene un po' più convinto. Beh, sì, dai, ormai siamo nel pieno appunto della fase 2, quindi guardiamo tutto con più ottimismo, anche se insomma i problemi ci sono, però cerchiamo un po' di guardarli davvero con molto, ma molto più ottimismo. Senti, la Torre è un'azienda familiare che dal 1965 è un po' un fiore all'occhiello del Made in Italy. La vostra, diciamo, particolarità comunque è l'alta sartorialità e l'expertise proprio artigianale con cui realizzate i vostri capi. Come avete affrontato in quest'ottica la crisi scaturita dall'emergenza Covid? Guarda, sicuramente consolidando e stando vicini il più possibile ai nostri clienti più affezionati, che oggi insomma sono davvero degli eroi, vorrei dire, perché è uno dei settori, il nostro, che più di tutti ha patito, insomma, a livello commerciale, naturalmente. E quindi cerchiamo tuttora di stare davvero al loro fianco e seguirli in tutte le problematiche con un aumento appunto dei nostri servizi, della nostra disponibilità, per cercare appunto di traghettarli insieme, tutti insieme in un futuro migliore, ecco. Ma senti, il fatto che appunto un'azienda familiare in questo ha reso diciamo, la reazione più snella oppure non so, cioè, c'è stato anche un confronto generazionale? Come è stato gestirlo dal punto di vista di un'azienda comunque appunto familiare? Allora, sicuramente il fatto di avere un'azienda familiare ci consente di essere più celeri nelle decisioni, nelle risposte, perché abbiamo un organo di controllo, insomma, molto, molto solidale e molto vicino fra noi. Quindi siamo quattro fratelli, poi c'è ancora il nostro papà che ci dà qualche saggio consiglio, no? Però appunto il fatto di avere la famiglia come riferimento per i nostri clienti è stato qualcosa di davvero importante. Ma appunto, e c'è anche stato un confronto generazionale, quindi un po' di magari diverse E visioni certo, su come certo, gestire perché la crisi. tu sai che ovviamente i nostri genitori hanno superato periodi di fame, no? Di fame vera, quindi con l'uscita del dopoguerra, quindi hanno avuto un po' di queste esperienze drammatiche, non di certo della portata del Covid, però hanno
avuto esperienza della cinghia tirata e quindi abbiamo cercato di fare tesoro proprio di questa esperienza e cercando di fare il meglio possibile appunto per venirne fuori, ecco. Senti, appunto, parlando di La Torre, quindi Made in Italy, e dell'importanza anche cruciale che ha per cioè che appunto il segmento Made in Italy ha per il sistema Italia. Cosa serve per ripartire bene, secondo te? Allora, come tu sai, noi siamo da sempre puro Made in Italy, 100% Made in Italy, perché tutta la nostra produzione è fatta nel luogo in cui io mi trovo adesso, quindi mi trovo nella nostra azienda che da sempre ha creduto nel vero Made in Italy. Io se apro la porta di là ci sono tutte le persone che lavorano, che cuciono, che stirano, perché è il nostro valore aggiunto oggi che ci consente appunto di rispondere con elasticità, dinamicità alle esigenze appunto del mercato. E chiaramente questo Made in Italy va protetto, va preservato in mille modi. Innanzitutto, diciamo, con degli acquisti consapevoli, no? Dico io. Cioè, la gente dovrebbe mettere un attimino più di attenzione a quello che compra e capire che cosa c'è dietro. L'altro aspetto fondamentale è che io non sono un politico, quindi magari rischio di esprimermi anche in maniera infelice, però bisognerebbe ridurre un po' il costo del cuneo fiscale del lavoro e allora si riuscirebbe a far rientrare tante produzioni che ormai sono scomparse dall'Italia pur a un costo diciamo onesto, insomma. Secondo me questo è un aspetto importante perché sì, tutti vorremmo comprare Made in Italy, però il problema qual è? Che il valore di uno stipendio italiano non ci consente spesso di poter comprare italiano, no? Questa è la luce del giorno, insomma. Questo, anche perché poi appunto l'Italia che ha tantissime specificità, ora questo si è basato in Puglia, ma comunque ci sono tantissime, cioè, ogni regione praticamente ha una sua specificità artigiana da promuovere. Ma appunto, siamo una nazione così ricca di distretti produttivi che va dalla Puglia, dalle Marche, dalla Toscana, il Veneto, cioè ogni regione ha il suo, senza voler dimenticare nessuno, però ognuno con le sue caratteristiche, con le sue particolarità che vengono proprio dalla passione con cui si fanno i vari lavori. Cioè, noi siamo, tutto sommato in Italia siamo i numeri uno nella manifattura, no? I divani, nel fashion, nella calzatura, nell'agricoltura, perché no? E questo è ciò che ci distingue nel mondo e dobbiamo cercare di farne tesoro, di poterli elevare alla massima potenza. Esattamente, no, quindi queste diciamo sono un po' i tuoi auspici per la ripartenza, ma invece voi come vi siete attrezzati per, appunto, per questa fase 2? Allora, noi semplicemente ci siamo attrezzati cercando di dare assistenza appunto a tutti i nostri clienti, dove ovviamente chi ha voluto cancellare degli ordini, chi ha voluto modificarli, chi ha voluto mettere in freezer il tutto e insomma stiamo cercando appunto di prendere caso per caso perché ogni cliente è un caso a sé, diciamo, da seguire e cercare di curare su misura, insomma, no? Perché non c'è una ricetta che va bene per tutti quanti. Bisogna che, Come un abito. ma appunto, come un abito su misura, va un po' modificato a seconda della conformazione della persona, in questo caso poi del negozio o dell'interlocutore, no? Indubbiamente stiamo mettendo tutte le nostre energie per superarlo questo momento. Tutto sommato adesso siamo a pieno regime produttivo, stiamo cercando di colmare il gap, diciamo il periodo, il tempo perso, no, di questi 2 mesi di fermo e stiamo cercando di colmare con eventualmente dei turni di lavoro un po' più lunghi se serviranno
proprio per essere puntuali come sempre agli appuntamenti delle consegne, che è quello che oggi è fondamentale, insomma, oltre chiaramente alla qualità e al servizio che dicevamo prima, insomma, stiamo incrementando ulteriormente i nostri servizi su misura da allargare ai clienti e poi, insomma, direi che ce n'è abbastanza di cose da seguire, ecco. e da fare. Sì. Senti, avete avuto già dei feedback? Adesso appunto fase 2, piena fase 2, perché ormai anche i negozi comunque hanno ripreso la loro attività ormai da quasi 2 settimane. Avete già avuto dei feedback da parte di alcuni vostri clienti? Allora, sì, diciamo che ci sono un po' delle versioni contrastanti, perché c'è chi la prima settimana di apertura ha avuto delle belle visite, dei bei flussi di gente, perché quasi come se ci fosse un'affezione, un affetto dei propri clienti che si sono in qualche maniera riversati con dovute distanze chiaramente nei negozi e hanno fatto anche un po' di spesa. In altri casi invece, specie nella città di Milano in particolare, c'è ancora Un po' di molta diffidenza? paura, un po' di diffidenza, sì. Però Sì, tutto sommato ho visto che gli italiani in particolare sono gente con il grande cuore e quindi il rapporto del buon multibrand o della loro sartoria eh, la reputano, diciamo, con molto affetto, quindi volentieri aspettano l'apertura per poter contribuire al rilancio, insomma, delle attività, ecco. anche perché c'è anche da considerare che ogni crisi porta con sé anche un cambiamento di consumi, ma per esempio già quest'anno non ci sono state cerimonie, quindi già quello penso che sia una cosa importante per un brand come il vostro. Beh, è indubbio che noi tutto quello che era la parte cerimonia avevamo consegnato puntualmente entro fine gennaio, inizi di febbraio, quindi i negozi erano tutti pronti e preparati per ricevere gli sposi e il contorno di questi eventi. E, ovviamente gli è venuto meno il terreno sotto i piedi perché tutte le cerimonie sono state, se va bene, rimandate, poi magari ci sta che qualcuno ci abbia pure ripensato, però se va bene rimandate a, boh, posso dire dicembre oppure addirittura all'anno successivo. E naturalmente i clienti più esposti dal punto di vista appunto della cerimonia sono quelli che abbiamo dovuto sostenere maggiormente, insomma, perché la vendita quotidiana, diciamoci, insomma, cioè, hanno ancora un po' di tempo per poterla affrontare, però sulla cerimonia in sé per sé, appunto, va rimandato tutto all'anno nuovo. Per contro, però, appunto, come ci dicevamo, ogni momento storico di grande cambiamento porta con sé anche un cambiamento nell'approccio ai consumi. Secondo te è possibile che ci sarà sempre più un voler investire nella qualità, quindi magari nell'abito di qualità, una sorta di bene diffuso, comunque anziché forse un acquisto più non so, magari impulsivo, però meno teso, diciamo, Meno alla usa e getta, insomma. durabilità. Secondo me un po' ci sarà una certa attenzione verso questo aspetto, perché effettivamente magari uno preferirà comprare un pezzo in meno, ma che possa magari avere una durata maggiore rispetto al classico usa e getta che ormai si era sdoganato. Questo me lo auguro sinceramente perché vorrà dire dare ancora più valore a tutti i nostri mestieri artigianali, insomma, che sono fatti veramente con passione e con sacrifici durante il percorso che porta alla vetrina. Esatto. A proposito di artigianalità e anche dei tempi di produzione, perché appunto più un prodotto chiaramente è realizzato
in maniera artigianale, più ci sono dei tempi di produzione da rispettare. Un dibattito che era già, diciamo, iniziato nel mondo della moda ben prima del coronavirus, ma che comunque questa crisi, diciamo, forse ha un po' accelerato le tempistiche, è anche quella, non so, anche Giorgio Armani si è espresso in tal senso, di ripensare un po' anche una stagionalità, che magari ultimamente era, cioè, anche il fatto di comunque di avere appunto i cappotti già in boutique d'estate, comunque gli abiti leggeri già a fine gennaio, inizio febbraio, insomma, questa crisi porterà anche un ripensamento proprio delle tempistiche nel mondo della moda, secondo te? Allora, io me lo auguro vivamente perché si correva ormai troppo perché poi ancora sta da capire. Effettivamente, come diceva Armani, ho letto anch'io la sua intervista, che senso ha mettere i cappotti già fuori di giugno, no? Cioè, forse è il momento di rivedere un po' la stagionalità, forse anche tornando un po' indietro, come si usava qualche anno fa, ma non per fare retromarcia, ma per aggiornarci un po' con i tempi, perché poi se guardiamo il clima ormai è cambiato, quindi abbiamo il periodo più freddo dell'anno che si concentra su gennaio, febbraio, e quando poi dall'altra parte abbiamo i saldi che già partono a dicembre, non ha senso, no? Cioè non ha senso perché vuol dire vendere sempre con promozioni, con sconti, con vendite promozionali e poi chiaramente chi ne beneficia di tutto questo sono solo i grossi gruppi commerciali perché escono già fuori con delle promozioni assurde quando dovrebbe essere il periodo della vendita corretta. Allora io dico cerchiamo di applicare anche dei prezzi corretti sempre, senza il bisogno appunto di dover sbragare con queste promozioni assurde, perché mi sembra un po' come prendere in giro la gente. E quindi in questo senso, anche perché sicuramente adesso c'è un po' diciamo, uno stop forzato, perché chiaramente diciamo che il grosso della primavera e estate lo si sta iniziando a vendere adesso, quindi cioè, Infatti chiaramente ci sarà sono un questi due mesi slittamento. che sono questi 2 mesi che dovrebbero risollevare un attimino le sorti dei nostri clienti. Ecco. Se cominciamo già subito a sbragare, ripeto, con Con i promozioni saldi. che vanno, con degli sconti che vanno dal 30 al 50%, ai saldi cosa faremo? Cioè la regaleremo la merce? Cioè, è peccato, non ha senso. No, certo. Invece per quanto riguarda appunto anche, ma anche, anche il fatto di si parla molto adesso di sostenibilità e quindi forse il primo passo veramente per un approccio più coscienzioso e sostenibile è forse quello appunto di avere capi poi che possano anche avere una durata nel tempo che sia congrua. Il fatto è che ultimamente forse c'era anche un eccesso nella produzione e nella comunicazione, cioè release di prodotto in continuazione durante tutto l'anno, non solamente riguardo alle stagioni canoniche, quindi insomma e anche un surplus di comunicazione, quindi forse era diventato tutto troppo. Sì, sì, effettivamente hai ragione. Diciamo che soprattutto questo è stato causato dalla moda, diciamo, usa e getta, no? Non voglio fare nomi, ma con i grossi gruppi che portano merce a bassissimo costo dall'estero, ovviamente hanno tutto l'interesse di far diventare vecchio quello che hanno venduto fino a ieri, perché è più facile il riciclo a basso costo di un qualcosa che effettivamente da loro parte con un costo quasi irrisorio. Mentre nel settore della sartoria, quale il nostro, effettivamente c'è sempre stato più attenzione verso un capo. Io spesso mi confronto con persone, ho una vostra giacca che sono 10 anni, bellissimo, è stupendo, perché vuol dire che abbiamo venduto un prodotto che merita quello che lui ha speso, no? Quindi sono delle belle soddisfazioni questo. E mi auguro effettivamente che la gente
incrementi questo modo di fare, quindi verso l'attenzione per l'ambiente, verso l'attenzione per non produrre spazzatura, perché ricordiamoci che poi tutti questi prodotti usa e getta vanno a riempire le nostre discariche e noi ci viviamo sopra le discariche, quindi di nostro come azienda cominciamo ormai da 2 anni a autoprodurci l'energia elettrica proprio per cercare di essere molto ma molto più attenti rispetto alle problematiche ambientali. Noi viviamo in Puglia, qui a Locorotondo, che è uno dei borghi più belli d'Italia, tu Bellissimo. sicuramente lo sai, e la nostra azienda è immersa nel verde. Ora la stagione poi primaverile è fantastica e questo cerchiamo di preservarlo. Come? Con le nostre piccole azioni. Quindi stiamo limitando tantissimo l'utilizzo delle materie plastiche per gli imballaggi, a vantaggio di cartone riciclato e riciclabile. L'energia, ti dicevo prima, ce la produciamo con l'energia solare. Tutto ciò che possiamo fare, che è nelle nostre possibilità, lo facciamo per lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. E da quanto avete intrapreso questo percorso? Perché poi non è semplice anche riconvertire un processo industriale comunque in un processo green. Quello che è sempre stato, poi insomma, implica dei cambiamenti che sono anche, cioè, è uno sforzo, quindi Beh, teso diciamo che abbiamo iniziato ormai da 4-5 anni, diciamo in maniera intensiva, perché comunque c'era già una grande attenzione all'ambiente da parte nostra, perché lo sentiamo nostro in prima persona. Però applicare appunto alle produzioni non è sempre semplice. Però anche in da merito ai 4 fornitori, immagino, ai cioè, fornitori sicuramente, perché noi privilegiamo tutti i fornitori ovviamente italiani per questione proprio di sintonia e affinità e di qualità soprattutto che ci possono dare. Altrettanto in termini di garanzia, perché i nostri fornitori ci garantiscono delle tinture con certi requisiti, specie di fodere, di tessuti, che sono veramente a impatto, non dico zero, ma quasi. E quello per noi è un valore aggiunto. Ci dice paghi 2 euro in più la materia prima, pazienza, però stai dando alla persona un capo da mettere indosso, magari a contatto con la pelle, che non gli crea irritazioni, che non gli crei nessun tipo di problema. certo, quindi insomma un percorso virtuoso e green che impiegherà un po' di tempo, ma che sicuramente poi darà un... Non possiamo fare a meno di pensare green, nel senso di lasciare, ripeto, qualcosa di più bello di come l'abbiamo trovato, se possibile, no? Eh, Credo che sia ormai non si possa prescindere da questa strada, bisogna che tutti quanti dovrebbero cercare di fare il loro piccolo per aiutare il mondo a riprendersi, insomma. Hai visto come sono cambiati i mari e i fiumi in 2 mesi di stop, no? Delle industrie che non hanno sversato nei fiumi, cioè sembrava di essere in un paradiso terrestre. Cosa vuol dire? Che Esatto. effettivamente qualcosa si può fare. E l'industria tessile poi peraltro è uno dei settori più inquinanti, quindi comunque siamo proprio, cioè, è quello che diciamo dovrebbe impegnarsi di più perché essendo siamo tra quelli più tre responsabili maggiori. Ehm, Beh, diciamo che è un settore che è parecchio responsabile pure degli inquinamenti. Certo, se parliamo di tinture, parliamo di trattamenti in capo, lì forse c'è una percentuale maggiore rispetto alla classica sartoria di cui noi possiamo far parte come categoria, insomma. Però tutti insieme, ripeto, si può sicuramente fare meglio. Tassellino dopo tassellino. Sì. Senti, prima di lasciarti volevo parlare con te di un'ultima cosa. Questa crisi chiaramente ha determinato tutto uno sconvolgimento di tempistiche, per esempio anche riguardo a quella che è la presentazione dei capi alla stampa o ai buyer, appunto anche il PT spostato a settembre. Questo che impatto ha avuto? Allora, noi tutti abbiamo imparato in questi 2 mesi a utilizzare con più intensità gli strumenti tecnologici e quindi in previsione appunto della prossima presentazione
ci stiamo attrezzando con degli showroom virtuali, Vai. intanto a supporto, diciamo, delle attività tradizionali. Il PT spostato a settembre, anche lì, insomma, diciamo che è una decisione discutibile, diciamo così che è discutibile. Eh, Non so se effettivamente sarà un grande pitti, perché comunque la gente viaggerà con molta difficoltà e non credo che abbiano la serenità di andarsi, diciamo, a immettere in un luogo comunque pieno di gente, come quello tipico dei pitti. Per il resto noi lavoreremo molto Virtuale. in virtuale, ma soprattutto andando a visitare door to door, insomma, i clienti, perché il virtuale va benissimo come supporto, però certe cose, certi prodotti vanno toccati con mano, vanno sentiti, Esatto. la qualità, la freschezza dei lini più che dei cotoni o delle lane fredde, i disegni, cioè la tecnologia ci aiuta, ripeto, non sono un retrograde, però certe cose vanno toccate con mano e per lo stesso motivo non credo che ci potrà essere mai un exploit delle vendite sartoriali online. Perché? Perché una giacca, un abito va indossato, va provato, va davvero cucito addosso, quindi non credo in un futuro online 100% per i nostri prodotti. Diverso è per il jeans, per la calzatura, per la camicia, è un attimino più semplice. Però per quanto riguarda appunto il prodotto sartoriale, il contatto umano è fondamentale e io credo che dovremo lavorare molto per non far perdere questo, appunto questo nei rapporti che abbiamo con la clientela, è fondamentale. Guarda, hai anticipato la mia ultima domanda, appunto perché se appunto è semplice magari certamente poter mostrare una collezione digitale, però per quanto riguarda un abito sartoriale che appunto ha degli elementi come possono essere l'aspetto materico, quindi il poter appunto toccare il materiale di cui si sta parlando e sicuramente anche la vestibilità, quello è un pochettino più un problema. Ma soprattutto perché appunto nella sartoria due capi uguali, fatti con lo stesso tessuto, di due colori diversi, magari uno lo senti che ti veste in un modo, l'altro leggermente differente. Perché? Perché sono tanti passaggi manuali che possono magari dare delle piccole sensazioni di diversità, che è il bello appunto del prodotto artigianale, che è quello, insomma. E davvero io credo che non si possa sostituire l'aspetto materico con una bella slide, con una bella presentazione tramite web. Potrà aiutare, sì, potrà aiutare, ma non sostituire. D'accordo. Alberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi, per aver condiviso i tuoi pensieri su quello che è questo momento veramente importante, cruciale e delicato per il mondo della moda, che appunto tutti ci auguriamo possa ripartire nel migliore dei modi e soprattutto appunto si possa ritornare a possibilmente a una situazione migliore di quella che abbiamo lasciato, diciamo, pre-Covid. Grazie a te, grazie a tutti voi di avermi appunto invitato. Spero di poter dare, di aver dato un piccolo mio contributo e insomma un saluto a tutti gli amici collegati e grazie e buon proseguimento. Grazie, buon pomeriggio a te. A questo punto, vabbè, buona Puglia. Ci stai facendo un po' di invidia, insomma, noi che siamo qua a Milano, ecco, un po'. Vabbè, dai, per quello non sto girando la camera del telefono, altrimenti davvero mi insulteresti. Non ci fai vedere cosa c'è fuori, No, no, no. bellissima la Rotonda. Va Lo, bene, dai. lo facciamo di persona, quindi ti invito a venirci a trovare di persona, così ti mostrerò con, davvero con piacere tutto il nostro
il nostro asset produttivo e il nostro habitat naturale che abbiamo qui intorno. Con molto piacere, anche perché poi chiaramente facendo questo lavoro la cosa più affascinante che ho sempre trovato è quella di poi entrare in contatto con le realtà produttive e capire veramente tutto quello che comporta, insomma, una produzione e quello che è il valore poi aggiunto dato da determinati asset. Dai fattori ambientali, appunto. Quindi la prendo come una promessa e ti aspetto quando vuoi qui in Puglia. Guarda, appena riaprono, appena ci aprono, appena riaprono la Lombardia. Vai, dai, dai, dai che ci siamo quasi, dai. Qualche giorno D'accordo, ancora e tutti liberi. speriamo. Grazie mille, buon Grazie ancora a pomeriggio te. Roberto. Ciao, 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 ciao a ciao. tutti, ciao. Allora, continuiamo la nostra diretta, parliamo ancora di eleganza maschile e di ben vestire formale, perché il nostro prossimo ospite è Stefano Gaudioso Tramonte, lo style director di Corneliani.